con Michele Franco, Nicolò Siviero, Alpini Vicenza con Luca Guerra, la Vicenza Marathon con Daniele Rigo e Corrado Zamberlan, insieme New Food Verona con Massimo Accordini, Daniele Avesani, Giovanni Frontana Granotto, Nicolò Olivo, Giulio Tota, Samuel Volpi, poi ancora Luca Menegatti per la Bentegodi e Mario Brunettin per la Team KM Sport. Partita la gara, ultima gara della giornata, quella più lunga. Gara più lunga, quindi suscettibile anche di variazioni rispetto all'inizio di gara, ma sicuramente avremo modo di seguire in maniera ampia questo 10 km, 5 giri grandi del percorso. Faranno più volte passaggio nella zona di partenza i concorrenti. Tra poco avremo le prime indicazioni per quanto riguarda i numeri di gara dei primi concorrenti. Said Budalia davanti a Filippo Barizza e Paolo Zanatta. Questa è la situazione quando sono stati percorsi circa 600 metri di gara. Mi pare di vedere anche Diego Avon dietro a questo terzetto. Sì, è proprio lui, Diego Avon della SPAC 4 Padova in quarta posizione. Said Budalia con la nuova maglia del gruppo sportivo La Piave 2000 davanti a Paolo Zanatta. La novità è Filippo Barizza, comunque si è messo sempre in evidenza. Budalia davanti a Paolo Zanatta e Filippo Barizza quando i concorrenti sono entrati nel parco di Villa Imperiale. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Partenza veloce quindi come sua abitudine per Said Budalia, che ricordo classe 1968, non è giovanissimo Said Budalia, ma sa essere ancora molto valido. Già nella passata stagione, dove militava nella Biotecna Marcon, ha dominato la stagione invernale di cross. Paolo Zanatta, Fiamme Oro Padova, che ha dimostrato buone condizioni nelle gare su strada che abbiamo visto recentemente. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Tanto sono in corso di svolgimento le premiazioni, per chi non fosse vicino, le premiazioni del settore giovanile, della categoria ragazze e ragazzi. Siamo in attesa di vedere uscire dal parco dei Villa Imperiale il gruppo di testa
per vedere se è confermata la testa del gruppo che vedeva il comando Said Budalia davanti a Paolo Zanatta all'ingresso del parco. Oppan Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Il gruppo di testa ora si è portato Marco Pettenazzo, che sembra essere in seconda posizione alle spalle di Said Budalia. Poi mi pare di vedere che c'è in terza Filippo Barizza e poi Paolo Zanatta. Ora i concorrenti si avvicinano alla zona di svincolo per andare ad iniziare il secondo giro. Paolo Zanatta sempre insieme a Said Budalia. Accoppiati, appaiati i due, non accoppiati ma appaiati i due concorrenti. C'è Diego Avon in quarta posizione, in seconda c'è sempre Barizza, quindi Budalia, Zanatta, Barizza, Avon, poi mi pare di vedere Lucio Sacchet se non vedo male. C'è anche Alessandro Fabian che si sta avvicinando e Luca Solone che si stanno avvicinando al gruppo di testa. Alessandro Fabian che ha un motore diesel che ingrana gradualmente, potrebbe fornire la grande sorpresa di questa giornata. Vediamo se mentre la coppia Budalia-Zanatta prosegue sempre appaiata. Molto bene si sta comportando Filippo Barizza del Dolomiti Belluno in terza posizione. Diego Avon che nel frattempo è stato raggiunto da Lucio Sacchet, Alessandro Fabian e Luca Solone nell'ordine. Percorsi 2 chilometri di gara, ne mancano, si fa per dire, solo 8. Vediamo sempre in lontananza che la coppia di testa procede sempre appaiata, quindi Zanatta e Budalia procedono appaiati. C'è in terza posizione sempre il portacolori della Dolomiti Belluno, Filippo Barizza, che nel frattempo però è stato avvicinato da Alessandro Fabian della Visabano. C'è Lucio Sacchet anche e Luca Solone alle spalle di Sacchet. Perso qualche posizione intanto Diego Avon, ma il fatto importante di questa fase di gara è che Alessandro Fabian ha ridotto il suo distacco dal gruppo di testa, quindi sta dimostrando un'ottima condizione il triatleta, nostro triatleta di punta Alessandro Fabian, che per quanto riguarda il triathlon è in forza ai Carabinieri. In questa circostanza gareggia per i colori della Visabano. Sarà interessante vedere all'uscita dal parco di Villa Imperiale la situazione, perché si è visibilmente ridotto il distacco del portacolore della Visabano Alessandro Fabian nei confronti del gruppo di testa, della coppia di testa Zanatta Budalia.
¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. Tacatá, bro. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. 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 Mira cómo dice mi tacatá. Que empiece la fiesta. Tacatá. La gente bailando el tacatá. Todo el mundo gritando tacatá. Sube el volumen de tacatá. Mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Romana esa pieza, tacatá. Oye, para la gente que le gusta el tacatá, ahora digo ataca bro, ataca yo el mío también. Siamo... La gente bailando y tú Tanto ricordo che si sta svolgendo la premiazione della categoria cadetti. I cadetti che devono essere premiati sono invitati a portarsi alla premiazione. Cadetti alla premiazione. Siamo in attesa di vedere apparire il gruppo di testa di questa gara alla conclusione, verso la conclusione del secondo dei 5 giri grandi. mira cómo dice mi tacatá, que empiece la fiesta, tacatá, la gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando tacatá, sube el volumen de tacatá, mueve tu culito, tacatá, también el pechito, tacatá, que empiece la fiesta, tacatá. Immutata la situazione per quanto riguarda la gara di testa, ma intanto è Paolo Zanatta che ha preso l'iniziativa ed ha un vantaggio di una ventina di metri nei confronti di Said Budalia e di Alessandro Fabian, che nel frattempo si è portato in terza posizione e sta avvicinando Budalia ed ha ridotto sensibilmente il suo distacco anche da Paolo Zanatta. Grande gara di Alessandro Fabian. Tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas, el que pone la Si avvicinano alla conclusione del secondo giro i concorrenti di testa. Passa, eccolo, vediamo che Paolo Zanatta ha preso l'iniziativa, teme probabilmente il recupero di Alessandro Fabian perché che ha già raggiunto Said Budalia ed ora è insieme a Budalia in seconda terza posizione. Lucio Sacchet, Filippo Barizza e Luca Solone per la terza, quarta, per la quarta, quinta e sesta posizione. hacerte el tacatá que te gusta a ti, mami. Paolo Zanatta, Said Budalia ancora in seconda posizione, poi Alessandro Fabian, Lucio Sacchet, Luca Solone. Quindi sempre Paolo Zanatta con una trentina di metri di vantaggio nei confronti della coppia Budalia Fabian. Luca Solone ora si è portato in quarta posizione davanti a Lucio Sacchet e Filippo Barizza. Poi con numero 58 vediamo, con numero 59 Simone Gobbo della Biotecna Marcon e Marco Pettenazzo dell'Atletica Città di Padova. È iniziato il terzo dei 5 giri grandi. Sono stati percorsi 4 km di gara con Paolo Zanatta che è al comando, ma vediamo che ora si è portato in seconda posizione Alessandro Fabian e il suo distacco da Paolo Zanatta si è sensibilmente ridotto. Siamo nell'ordine dei 15 metri con Alessandro Fabian che va ad insidiare la prima posizione di Paolo Zanatta. Grande condizione di Alessandro Fabian che si sta preparando per l'anno olimpico, per il triathlon ovviamente, ma è uno dei suoi punti di forza è proprio la corsa, quindi è un atleta di grande
di notevole livello. Ora ha quasi raggiunto Paolo Zanatta Alessandro Fabian. Ha agganciato Paolo Zanatta Alessandro Fabian, ma Paolo Zanatta accenna a una reazione quando siamo a quasi metà gara. Zanatta, Fabian, Budalia, alle spalle di questi il terzetto Sacchet, Solone e Barizza, poi Simone Gobbo e poi ancora Marco Pettenazzo. Si è portato al comando ora Alessandro Fabian Vissabano al comando della gara e tenta di allungare nei confronti di un pur valido Paolo Zanatta. Vediamo se Zanatta riuscirà a tenere il ritmo di Alessandro Fabian. Mi sembra che si sia leggermente staccato il portacolori delle Fiamme Oro. Grande condizione di Alessandro Fabian, ripeto ancora, atleta di punta del triathlon, che per quanto riguarda la corsa d'inverno per l'allenamento si destreggia nelle cross e gareggia per i colori della Vissabano da sempre per quanto riguarda la corsa. Naturalmente Alessandro Fabian sta simulando le situazioni di gara per quanto riguarda il triathlon, infatti si è fatto un'ora e mezza di bicicletta prima della gara ed ora sta affrontando i 10 km di cross. E come li sta affrontando, perché stiamo vedendo una grande condizione da parte del nostro atleta di punta del triathlon. Sicuramente sarà uno degli atleti da seguire alle Olimpiadi di Rio per quanto riguarda il triathlon, ovviamente. Siamo impazienti di vedere uscire i concorrenti di testa, perché abbiamo visto una azione estremamente decisa da parte di Alessandro Fabian, che si era portata al comando staccando di qualche metro Paolo Zanatta, che comunque non è atleta da mollare così facilmente, quindi vedremo gli sviluppi di questa situazione. Ecco, sono ancora insieme Paolo Zanatta, secondo le ultime notizie che ci arrivano dagli amici della Protezione Civile, che ringraziamo fin d'ora, visto che ormai siamo alla fine, li ringraziamo definitivamente per questo splendido servizio che hanno fornito in questa gara. Eccoli, li vediamo in lontananza, Fabian e Zanatta, che procedono insieme, staccato di una trentina di metri c'è Said Budalia e poi un splendido Lucio Sacchet in quarta posizione, che ha staccato Filippo Barizza, che è quindi in quinta posizione. Quando passeranno nei pressi della campana inizierà il penultimo giro, quindi avranno ancora 4 chilometri da percorrere. Eccoli i concorrenti di testa, e ora è Paolo Zanatta che sta facendo l'andatura. Zanatta, Fabian, Budalia, Sacchet, Barizza, questi i primi 5 concorrenti, mentre vediamo Simone Gobbo in sesta posizione. Paolo Zanatta sempre al comando della gara, tallonato da
Alessandro Fabian cerca di prendere qualche metro di vantaggio, il portacolori delle Fiamme Oro. Simone Gobbo davanti, è passato davanti a Luca Solone, quindi in quinta posizione, mentre sempre insieme la coppia di testa Paolo Zanatta e Alessandro Fabian vanno a iniziare il penultimo giro, quindi 4 km ancora da percorrere per la coppia di testa. Said Budalia sempre valido in terza posizione, Lucio Sacchet, ottima la sua gara, e splendido anche un Filippo Barizza della Dolomiti Belluno. Lucio Sacchet con la maglia della ANA Atletica Feltre. Diego Avon e Marco Pettenazzo poi a seguire. Sempre insieme la coppia Fabian Zanatta, che dopo una rimonta straordinaria ha visto Fabian raggiungere il poliziotto, il carabiniere Fabian, che gareggia oggi con la maglia per i colori della Vissabano. Quindi un poliziotto e un carabiniere al comando. Poi Said Budalia con la nuova maglia della Piave 2000. Una splendida gara di Lucio Sacchet per l'ANA Atletica Feltre, Filippo Barizza, Simone Gobbo e Luca Solone. Quindi sempre coppia di testa al comando davanti al portacolori della Piave 2000 Said Budalia, poi Lucio Sacchet, Filippo Barizza, la coppia Simone Gobbo. Poi alle spalle di Simone Gobbo c'è Luca Solone, poi Diego Avon con Marco Pettenazzo e Cristian Sommariva della Dolomiti Belluno. Questi sono i primi concorrenti. Quando siamo ormai a 3 km dalla conclusione della gara, forse qualcosa meno per la coppia di testa. Vedremo come finirà tra il triatleta, che sicuramente non ha nelle sue corde la dote dello sprint finale, quindi se intende vincere la gara dovrà andare sul ritmo nei confronti di un Paolo Zanatta, che invece ha una finale piuttosto temibile. Adesso inizierà anche qualche doppiaggio, quindi però gli spazi sono ampi, quindi non è un problema il doppiaggio, visto che non siamo in una pista di 400 metri. Tra poco usciranno dal parco i due concorrenti di testa, vedremo come si sviluppa questo duello
tra il poliziotto Paolo Zanatta e il carabiniere Alessandro Fabian, che oggi difende i colori della Vissavano, come sempre quanto riguarda la corsa, da sempre. E sembra che se ne sia andato Alessandro Fabian, se non vedo male, sembra che se ne sia andato, e anche in maniera piuttosto consistente, perché il suo vantaggio... Ah no, non è Fabian quello che è davanti. No, è Zanatta che se n'è andato. È un doppiato quello che vediamo, che abbiamo visto apparire. No, è Zanatta al comando, che ha staccato di una ventina di metri Alessandro Fabian. L'occhio mi ha ingannato sulla distanza. Quindi Zanatta davanti a Fabian in questa fase, quando si sta per iniziare l'ultimo giro. Quindi azione forse decisiva da parte di Paolo Zanatta nei confronti di Alessandro Fabian. Eccolo Paolo Zanatta. E in seconda posizione c'è Alessandro Fabian. Sempre in buona posizione Said Budalia, ma sta crescendo invece l'azione di Lucio Sacchet, che ha quasi raggiunto Budalia. Paolo Zanatta tra poco sentirà il suono della campana e andrà ad iniziare l'ultimo giro, e ultimo giro anche per Alessandro Fabian. Suona la campana per Paolo Zanatta e suona anche per Alessandro Fabian, che ha un vantaggio nei confronti di Said Budalia di una ottantina di metri, mentre Lucio Sacchet si è avvicinato al portacolori della Piave 2000, Said Budalia. Eccolo anche Filippo Barizza, sente anche lui il suono della campana, mentre Luca Solone è ripassato davanti a Simone Gobbo. Buona condotta di gara anche per la coppia Avon e Pettenazzo. Cristian Sommariva davanti ad Alberto Rec, giovane Alberto Rec, che si sta molto bene difendendo su questa distanza. Alberto Rec che gareggia per i colori della continua a suonare la campana anche Mirko Signorotto. Va ad iniziare l'ultimo giro, mentre aumenta il vantaggio di Paolo Zanatta. Paolo Zanatta che ha rotto gli indugi ed ha allungato nei confronti di un validissimo Alessandro Fabian. Sempre in terza posizione c'è Said Budalia, che sta mantenendo immutato il suo, anzi forse qualcosina aumentato negli ultimi metri, il suo vantaggio nei confronti di Lucio Sacchet. Ottima sempre la gara di Filippo Barizza e Luca Solone poi, che va a precedere in questa fase Simone Gobbo.
Marco Pettenazzo, che nel frattempo ha staccato Diego Avon, e alle spalle di Diego Avon si sta mettendo in luce con un bel finale proprio Alberto Rech della Silca Ultralight Vittorio Veneto. Gran bel finale da parte di questo giovane classe 96, quindi appena ventenne Alberto Rech, che si sta molto ben comportando su questa lunga distanza in questo terreno abbastanza faticoso, reso insidioso ancora di più dai numerosi passaggi precedenti e dalla pioggia caduta nella nottata. Siamo ormai alle ultime battute di questa splendida manifestazione di cross che ha visto calcare questo percorso meraviglioso e più di 1 migliaio, circa 1300-1400 concorrenti che quindi hanno dato vita ad una corposa manifestazione. Ricordo che la prossima uscita di cross è prevista per il giorno 24 gennaio nel classico percorso di Vittorio Veneto, classico e molto impegnativo percorso di Vittorio Veneto. Ormai le posizioni sono ben definite, c'è qualche dettaglio da regolare nelle posizioni immediatamente prossime al podio. Tanto vediamo in lontananza che Paolo Zanatta sta per fare il suo ingresso nella zona dell'arrivo, ormai mancano circa 600 metri alla conclusione, con Alessandro Fabian sempre in seconda posizione, a una distanza di circa un centinaio di metri da Paolo Zanatta. Said Budalia continua a mantenere la terza posizione, anzi il suo vantaggio è leggermente aumentato nei confronti di un comunque validissimo Lucio Sacchet. Ultimi 400 metri di gara per Paolo Zanatta, che ha dimostrato un'ottima condizione, contenendo il ritorno e poi andandosene, il ritorno di Alessandro Fabian, poi allungando nel momento decisivo. Eccolo Paolo Zanatta nella parte opposta al rettilineo d'arrivo. Paolo Zanatta, Fiamme Oro Padova, dominatore di questo 10 km, quindi prime indicazioni positive per lui, ma indicazioni molto positive anche per Alessandro Fabian, che ha affrontato questa gara dopo un allenamento di circa un'ora e mezza di bicicletta. È il suo pane. Eccolo, Paolo Zanatta riceve gli applausi del pubblico presente a bordo del percorso. Paolo Zanatta in bocca al rettilineo finale. Applausi per lui. Paolo Zanatta, Fiamme Oro Padova. Alessandro Fabian, Vissabano. Alessandro Fabian, grandi condizioni. Eccolo l'arrivo di Alessandro Fabian. Splendida gara anche per lui, ma splendido Said Budalia, che inaugura la maglia della Piave 2000 con una splendida terza posizione, e un altrettanto splendido Lucio Sacchet.
ANA Atletica Feltre e la sua società da quest'anno. Ma ottimo anche Filippo Barizza, eccolo che arriva sul traguardo e viene a cogliere uno splendido quinto posto, sesto posto. Arriva anche Luca Salone, Biotecna Marcon, e alle sue spalle il compagno di squadra Simone Gobbo, che da quest'anno veste la maglia della Biotecna. Simone Gobbo, Biotecna Marcon. Vediamo come finirà fra Marco Petenazzo e Alberto Rec. Marco Petenazzo è un mezzofondista veloce, Alberto Rec ha dalla sua la maggiore giovinezza. Vediamo come va a finire. Rec Petenazzo, Rec Petenazzo, Rec Petenazzo, Rec che tenta di resistere al gran finale di Marco Petenazzo, e la legge del velocista, Marco Petenazzo supera sul finale proprio Alberto Rec. Anche ottima gara anche per Diego Avon, ed ora arriva anche Federico Polesana della ANA Atletica Feltre davanti a Sommariva, Cristian Sommariva, Dolomiti Belluno, e poi con il 726 Andrea Zordan, sempre verde Andrea Zordan. Atletica Vicentina, Mirko Signorotto, Pontano Gagno Autotrasporti. Arriva anche col numero 39 Riccardo Donè dell'Atletica Mogliano, e precede Nicolò Olivo del New Food Verona, e poi con numero 13 vediamo arrivare Davide Dalla Palma, ANA Atletica Feltre. Conclude la sua fatica anche Mattia Stival dell'Atletica Mogliano, e alle spalle di Mattia Stival vediamo arrivare col numero 16 Loris Minella dell'ANA Atletica Feltre. Anche Alessandro Frison, anche lui dedito al triathlon, conclude la sua fatica per la SPAC 4 di Padova. Poi con numero 48 vediamo concludere la sua gara Diego Bau davanti a Mirko Davia. Anche Roberto Graziotto della Ponzano, come Diego Bau, conclude la fatica. Davia invece per la Dolomiti Belluno. Vediamo arrivare anche Andrea Mainas, Athletic Club Firex Belluno, e Antonino Calabrò, SPAC 4 davanti a Stefano Ghenda della Biotecna Marcon, e poi Vittorio Elia Gullo. Ora gli arrivi si susseguono